13ª curva del campionato di Serie D per il Città di Messina, che va in scena al Tupparello contro la Cireale. La formazione di mister Giuseppe Furnari è reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Cittanovese, firmata da Alessandro Bonamonte. Dall'altra parte invece la squadra guidata da Pippo Romano in panchina ha trovato la vittoria nel turno scorso per 0-2 al Dal Contres contro l'Igea Virtus. Si affida al 3-5-2 mister Furnari, con Paternini tra i vari a linea difensiva confermata con Bellopede, Berra e Fragapane. Ancora assente Capitan Bombara a centrocampo. Sugli esterni ci vanno Cannino e Fofanà, al centro Bonamonte, Calcagno e Cangemi per la prima, senza Cardia in avanti Di Vincenzo e Galesio. Prima convocazione anche per il classe 2002 Simone Motta, maglia bianca inserti giallorossi per il Città di Messina di Capitan Fragapane. Dall'altra parte in tenuta granata c'è la Cireale. Primo sussulto del Città di Messina al minuto 3, qui Cannino recupera il pallone, va sul fondo, mette il pallone dentro Cannino, arriva Cangemi che svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio il Città di Messina. È il primo gol in trasferta di questo campionato per la formazione giallorossa. Sfatato dunque il tabù che fino a questo momento non aveva visto il Città di Messina trovare il gol lontano dalle mura amiche. Occhio però alla reazione della formazione acese, il pallone che viene messo dentro, un po' di confusione in area di rigore, il pallone che viene crossato verso Campanaro che ci prova, Paternini sulla linea, gridano al gol quelli della Cireale, non però per il direttore di gara, secondo cui la palla non ha oltrepassato tutta la linea. In ogni caso, che emozioni e che parata per Sebastiano Paternini. Ancora Cireale in possesso del pallone, qui però Savonarola se lo fa sradicare da Bonamonte che lancia verso Di Vincenzo, prova Di Vincenzo con il destro, pallone sull'esterno della rete. È un buon Città di Messina che continua a spingere qui con Cangemi, pallone sul secondo palo, Iannò mette giù Galesio e allora per il direttore di gara è calcio di rigore. Alla chance il Città di Messina per raddoppiare sul punto di battuta. Ancora Alessandro Cangemi che ha l'occasione di trovare la doppietta, pallone da una parte, portiere dall'altra e 0-2 Città di Messina. Al 22esimo Alessandro Cangemi segna ancora. Occhio però alla reazione della Cireale che è immediata, qui con Bellomonte che mette dall'altra parte la sfera, arriva a Manfrelotti, ancora Bellomonte che però viene rimpallato dalla difesa del Città di Messina. Sul corner successivo Gambuzza mette di poco alto sopra la traversa. Dall'altra parte Galesio prova a liberarsi, ancora Galesio in area di rigore, destro potente, pallone alto sopra la traversa, si scusa con i compagni. Grana in casa Città di Messina, infatti si infortunia Bonamonte, al suo posto dentro Quintoni, occhio Iannò, pallone con il destro, Paternini scivola in uscita e Manfrelotti trova il gol dell'1-2. Tutto riaperto al Tupparello con la rete dell'attaccante di mister Romano che approfitta della sbandata del Città di Messina che si ripropone in avanti con Di Vincenzo, bravo Biondi, poi Galesi in rovesciata, ancora il Città con Cangemi, il pallone finisce in calcio d'angolo. Dal corner successivo Quintoni mette dentro, smanaccia Biondi, prova la conclusione di Vincenzo, rimpallata dalla difesa della Cireale. Sulla ripartenza Leotta mette dentro ma Fragapane sventa il pericolo mandando il pallone in corner. E ancora il Città di Messina che si propone in avanti qui con Galesio che stoppa, manda per Cangemi, bellissima triangolazione tra i due, ancora Galesio che si presenta alla conclusione. Biondi è bravo a mettere il pallone fuori dalla portata della rete. Finisce così il primo tempo 1-2 tra Cireale e Città di Messina. La doppietta di Cangemi, il gol al 38esimo di Manfrelotti. Parte bene però la formazione ospite nel secondo tempo qui con Cannino che va al destro, Biondi fa buona guardia, ancora in avanti all'altra parte la Cireale, il cross dentro tutto solo, Campanaro ringrazia e fa 2-2. Se lo sono persi quelli della Città di Messina. Campanaro acciuffa il pareggio quando siamo al 50esimo, la Cireale si rifà sotto, padroni di casa adesso galvanizzati, calcio di punizione, Manfrelotti prova a girare, pallone sul fondo. Occhio però ai Granata che adesso ci credono davvero, doppio cambio nelle file della Città di Messina, entreranno Princi e Nicosia per cercare di cambiare qualcosa. Viene allontanato il team manager d'Alessandro. Occhio al break di Berra, ci ha abituato a grandi discese, qui salta a due avversari, ancora il centrale difensivo, Thomas Berra non lo ferma nessuno, allontana la difesa della Cireale, si resta sul 2-2 al Tupparello quando è Manfrelotti a scappare sulla sinistra, va a vuoto Fragapane, ancora Manfrelotti che mette dentro pallone verso Savonarola, conclusione, Paternini c'è e dice di no all'ex Messina.
ultima chance per la Cireale, Madonia mette nel corridoio ancora per Manfredotti, ha la chance per il gol del 3-2, manda altissimo il pallone, Fragapane allontana e arriverà il triplice fischio di lì a poco, finisce 2-2 tra Cireale e Città di Messina, 0-2 per la formazione ospite nei primi 22 minuti, poi il pareggio degli acesi. Amici della Wisport, un cordiale saluto e alla prossima.